Potenziare uno dei comparti fondamentali dell'economia della nostra provincia attraverso un programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Tunisia. È questo l'obiettivo del programma al quale ha aderito anche la provincia di Agrigento. Ecco, snoccioliamo meglio questa iniziativa, cosa prevede nel concreto? Intanto la provincia è capofila di questo progetto perché sottolineiamo la primogenitura in questa situazione proprio perché siamo stati capaci a intercettare denaro della comunità europea in un momento in cui la crisi in Italia non ci permette di spendere e di creare programmi. Per cui avere questi soldi ci consente proprio questo progetto che è mirato a un interscambio non soltanto culturale. Oggi la creazione di un prodotto di qualità e quindi la possibilità di creare un interscambio in agricoltura che sappiamo essere la prima industria nelle nostre parti. Quando c'è crisi nell'agricoltura abbiamo crisi nei mercati e non soltanto quelli ma anche e soprattutto quelli economici. Stiamo cercando di attingere con questi soldi un progetto importante. Una cooperazione transfrontaliera Italia-Tunisia, un progetto che punta alla valorizzazione dei prodotti agricoli di questi due paesi. Ecco come nasce questa idea e quali obiettivi effettivamente si pone. Donc notre projet d'aujourd'hui, projet È un transfrontalier, progetto che vise la mira soprattutto consolidation de a coopération migliorare i avec les deux prodotti pays, agricoli in qui vari sera ambiti, l'utilisation quello du della qualità matériel. per quanto C'est un riguarda projet qui anche vise i prodotti DOC, i la prodotti consolidation et biologici e l'amélioration anche per des alcuni futurs comparti speciali. Si tratta des di produits una nuova agricoles en opportunità matière per i de nostri due qualité, paesi à di l'instar des fare degli produits de scambi terroir, tra des produits esperti di questo d'appellation settore d'origine e contrôlée, noi de miriamo produits bio, anche de a produits migliorare il de prodotto, provenance. ma anche Donc c'est une il valore occasion pour aggiunto di nos questi deux prodotti pays agricoli. pour Si tratta per arriver noi di à un échanger grandissimo onore, è la l'expertise prima volta en la che matière realizziamo et un voir progetto con la ensemble provincia comment di Agrigento, peut-on ma non è certo la prima volta améliorer et che relever realizziamo degli la scambi valeur tra ajoutée l'Italia e la de nos Tunisia produits e quindi siamo agricoles molto dans ce fieri di sens. Donc collaborare. Si tratta di un ulteriore c'est progetto un per grand honneur rafforzare pour nous, la la Tunisie, cooperazione tra questi d'avoir due ce paesi. projet. Speriamo che non sarà Il est l'ultimo couronné avec progetto che la realizziamo con province la provincia di d'Agrigento, Agrigento, anche mais la se è il coopération primo in questo caso e che ci tuniso-italienne a saranno connu altre d'autres projets. occasioni. Nous en sommes fiers. Nous avons bien collaboré dans ces projets. Aussi, les relations sont très fortes en matière avec l'Institut de Bari. Nous avons de très fortes relations dans ce sens. Donc ce projet vient consolider encore une fois la coopération tuniso-italienne. J'espère qu'il ne sera pas le dernier.